diversi che lei stessa espone splendidamente al pubblico, con una mimica di particolare timbrica vocale che affascina e rende reale un mondo surreale. Unitamente al consorte Pino Parisi organizza con l'associazione Sicilia Cuore Mio eventi e premi e personaggi che si sono distinti per la loro qualità. Già sei pronta per darci una chicca? Ma partiamo subito oppure posso presentare la successiva artista? Io la presento comunque. Vieni Agata. Ecco, li presentiamo insieme. Mi onoro di avere il piacere di presentare la nobildonna Agata Teresa Motta. Facciamogli un applauso. Bravissima scrittrice che ha riportato in evidenza la storia e la vita di Federico II di Svevia. Aggiornato alle ultime conoscenze e con le date da schede relative alla sua genealogia. Il nostro personaggio fa un excursus su dei castelli da lui realizzati e altri ristrutturati e mette in evidenza la storia di Federico II che, nonostante le sue difficoltà, rimane orfano da ragazzino ed abbandonato nelle strade della Palermo del 1200, riesce a superare tutti gli ostacoli, diventa, come sappiamo, imperatore del Sacro Romano Impero, re del Regno di Sicilia, creando la scuola poetica siciliana ed un sistema legislativo che ancora oggi sarebbe di grossa validità. Sei d'accordo? E sono d'accordo pure io. A voi la parola. Perché sicuramente se sono tali è perché probabilmente sono impegnati ad altre cose, anche quelle importanti. E quindi il primo ringraziamento ovviamente va al comune di Sant'Alfio, che spesso ha delle bellissime iniziative e molto spesso io mi ritrovo anche così per una semplice passeggiata a godere veramente di questo paesaggio, di questo paese che veramente ha di che cosa offrire. Poi chi ringraziare? Ringraziare gli amici di questo cammino splendido, che è quello del mio poetare, permettetemi il termine, un po' per passione, un po' per amore, un po' per l'unica scelta di lasciarsi andare coi sogni che la vita molto spesso non ti fa fare, non ti fa avere, e quindi ti metti nelle due ali. E la poesia molto spesso ti permette di volare, di incarnare sentimenti e passioni, e quindi mi ricollego a quello che la nostra Agata, la nostra dolce Agata Teresa Motta volevo un attimino accennare prima. Io lo voglio concludere col mio pensiero che noi siciliani sappiamo avere. Poi un grazie immenso, un bellissimo rincontrare Carmelo Cavallaro, Angelo Rovecchio, e quanti altri, l'amica Rosalda, tantissimi altri. La mia poesia stasera vuole incarnare una sensazione un po' particolare. Stasera si è parlato di amore, ma si è parlato anche di immigrazione. Quindi parallelamente sono due mondi che si amano, perché da una parte c'è una persona, un cuore che ama la terra, la sua terra che probabilmente dovrà lasciare, dall'altro lato c'è l'amore della terra verso il figlio come una mamma. E allora ho immaginato questo amore struggente di questo figlio che deve lasciare mamma terra, ma che alla fine non ce la fa perché è così forte il richiamo. E ancora una volta mi ricollego a quello che Agata Teresa Motta, la professoressa Agata Teresa Motta, aveva già accennato. Ame terra. Non cerco di capire perché nascicca. No, non c'era un altro posto in questo mondo. Di solo sto sole io avevo bisogno. Di solo sto mare io fossi male a bagnare. Di sta storia
e di sti bidrizzi, io avevo a capire, e di nient'altro io avevo a sapere. Ora sto mondo sape di mia, e chi so, solo grazie a te. A mia vita, colorata di mannole e figurine, non è altro che un pezzo to e di corridò. E io sogno qua e non ti lascio terra mia. Sento i tuoi schicchi e vedo i tuoi lacrime per i tuoi figli, come una madre ne accompagni e come una maronna ne benedici. Questo è il mio contributo per questa sera e spero avere la possibilità al più presto di poter nuovamente... Sono emozionata, Antonia Sozzi, mi sono emozionata, stavo parlando di te e vorrei ringraziare tanto lui che sta facendo tanto e lo sta facendo nel modo più degno possibile, mantenendo alto il livello della cultura siciliana. Professore Antonio Sozzi, un applauso veramente da parte di tutti noi a quello che realmente sta facendo e che inneggiamo tutto. E un'altra cosa ancora, c'è un progetto nell'AIA e io sono convinta che questa cosa si può realizzare. Uniamoci per mano, se non si fa fisicamente lo facciamo col cuore, con le mani, non facciamo morire ciò che noi abbiamo già dentro, lo dobbiamo solamente metterlo fuori. Non facciamo morire la Sicilia ha bisogno di noi, la cultura c'è, ne sappiamo probabilmente così tanto che magari siamo così pigri nel parlare di quello che veramente sappiamo, quindi tiriamola fuori. Il mondo deve continuare a sapere che di Sicilia si vive. Associazione culturale Omni Arte Eventi, che è da più di 10 anni che mi segue, anzi è stata la prima che mi ha onorato di un premio importante chiamato proprio Aquila di Federico II, e che grazie a lui adesso sono arrivata al 7° premio nazionale e internazionale. Mi sento il dovere morale di divulgarlo, perché mi sono resa conto che il modo migliore per valorizzare quello che noi abbiamo in Sicilia lo dobbiamo far nascere da noi. Proprio ieri sera e stasera, passando e ripassando lungo questo meraviglioso corridoio, ho notato le pennellature di questi pittori, la sensibilità che troviamo in ogni quadro, ciascuno dipinto in maniera diversa. La sensibilità di ogni artista, scrittori ieri sera, stasera anche poeti, ciascuno di loro dà un'impronta di sé, un'impronta meravigliosa che io trovo ovunque in tutti i siciliani. E noi questo lo dobbiamo, credo umilmente di dire, alla nostra scuola poetica siciliana voluta proprio da Federico II di Svevia. E quindi mi permetto proprio di iniziare con piccoli particolari, perché solitamente quando io presento il mio libro faccio notare, proiettare 150 circa diapositive. Stasera ne prospetto soltanto 30. In più mi sono permessa di fotografarli e girarmi non solo tutta la Sicilia, perché abbiamo più di 50 firme federiciane. Ecco perché diventa importante, proprio perché la presenza dell'assessore al turismo qui mi inorgoglisce tanto. Ovunque vado, nei vari paesi che sto girando, nelle varie città, sono stata a Castello di Scilla, sono stata a Iesi dove è nato Federico II,
come anche venivano coniate anche a Brindisi, ma in particolare Fiume di Nisi, dove attualmente c'è ancora il Palazzo della Zecca, dove ancora esistono le montagne non più piene di miniere come una volta. Però grazie alle mie ricerche ho anche scoperto che l'altare della Chiesa Madre di Messina, poi terremotato, proprio è stato... E cosa dire? Cosa pensi tu di tutto quello che hai fatto però in un minuto? L'unica cosa che posso dire in un minuto è che credo fortissimamente in quello che sto facendo io e stiamo facendo noi del Circolo Pennagramma, di portare avanti la cultura. Possono essere una persona di pubblico, una persona 10, 100, 1000, non ha importanza. L'importante è che noi possiamo esprimere i nostri sentimenti, le nostre emozioni, e il pubblico se apprezza quello che noi andiamo a dire con la poesia, con la musica, con la letteratura, saremo veramente grati. E devo ringraziare innanzitutto tutti quei comuni che mi hanno dato e ci daranno l'opportunità di fare queste serate in questa maniera, perché la cosa principale è l'amicizia e la condivisione. Senza amicizia e senza condivisione non ci Quindi può essere. ringraziamo in primis, visto che siamo qui in territorio santalfiese, Certo. l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale assolutamente, perché una volta dopo il primo impatto con l'assessore siamo andati avanti in una maniera molto veloce, molto spedita. Ecco, quindi ringrazio principalmente l'assessore, il sindaco e tutto quello che è l'amministrazione comunale. Ringrazio il pubblico che c'è, che spero che si divertirà. Bene, la chiusura ora sta all'assessore, che deve dire e deve consegnare qualche cosa. Io volevo ringraziare tutti per la bella serata, per le 2 belle serate, e dire grazie appunto in particolar modo alle signore che hanno presentato i loro libri o hanno aiutato nella presentazione, e niente, con un semplice fiore. Grazie. Un omaggio anche alla signora che condivido e apprezzo molto le belle parole, oltre che alla poesia e all'interpretazione molto sentita. Complimenti. Poi avevo un omaggio per l'amico ormai Sozzi, ed è una pubblicazione del nostro millenario Castagno dei 100 Cavalli con tutta la storia, e un oggetto ricordo che è sempre il Castagno dei 100 Cavalli, realizzato da un'associazione locale, Famiglia Insieme, che come volontariato attenzione, si rompe, realizzano in decoupage che noi regaliamo a tutti i nostri graditi ospiti, soprattutto quando facciamo i matrimoni proprio qua sul Prato. E lo stesso omaggio lo volevo dare al nostro moderatore che ci ha seguito per le 2 serate. Moderatore mancava? È giusto. È stato veramente eccezionale e piacevole anche lui, perché spesso non lo sono i moderatori. Grazie a tutti e apprezziamo le note del nostro amico e non solo. Del nostro caro maestro. Dopo facciamo le foto. Grazie. Perdonatemi, io devo aggiungere una cosa che poco fa, per la mia emozione, mi è sfuggita, ma solamente dalla mente, ma non dal cuore. Grazie Salvo Luzio, a te e a tutta l'Umanità Arteventi. Un abbraccio grande. Io stasera non l'ho ringraziato, ma avremo modo di rivederci con un'altra bella serata, se non ricordo male, perché insomma sabato 5 agosto. E niente, grazie ancora per la splendida mostra che ci sta facendo apprezzare fino al 6 agosto, se non ricordo male. Grazie, buona continuazione e buona serata. Il sole è già spuntato già domani e voi, figliuccia mia,
vita ancora. La ceppi sono stanchi di cantare e afflitta te t'aspetto cappora sopra i barconetti suppusati e aspettano quando è affacciata